È il secondo teatro in Italia per fatturato, 4.900.000 euro all'anno dopo il Piccolo Teatro di Milano che si attesta sui 7 milioni di euro. Eppure il Teatro Stabile del Veneto è stato declassato, non è più teatro nazionale. Una decisione, quella presa dal Ministero dei Beni Culturali, che non sembra avere una logica legata ai numeri, ma ha tutto il sapore di una scelta politica di un governo che comunque è al termine. A pesare sulla bocciatura sembra sia stato anche il divorzio consensuale con il Teatro Nuovo di Verona, una struttura privata. Il Consiglio di amministrazione dello Stabile prende atto, ma non ci sta a non chiedere le motivazioni di questa retrocessione. Abbiamo un aumento delle produzioni, un aumento delle collaborazioni, ma soprattutto un aumento del pubblico di oltre il 40%, e tutto questo con una copertura dei costi con il prezzo del biglietto per oltre il 50%. Significa che questo è uno dei teatri che si autofinanzia, anzi è il numero uno, quello che si autofinanzia di più a livello nazionale. Ci sono teatri come il Teatro di Napoli, San Carlo, che si finanzia per il 17%. Quindi io dico, questo è un messaggio devastante che viene dato con questa scelta, laddove c'è una corretta amministrazione, c'è un'efficiente amministrazione e c'è una qualità delle produzioni che è dimostrabile a livello totale, viene dato un declassamento. Questa penso sia una scelta politica, una scelta a danno di un sistema culturale del nord-est che invece merita di avere un teatro nazionale. Quanto, vicepresidente, ha inciso il divorzio con il Teatro di Verona, un teatro privato? Ma spero nulla, perché non è neanche dentro i criteri per cui ammettere o non ammettere, quindi spero nulla, perché sennò sarebbe non solo sbagliata ma assolutamente illecita. I numeri parlano chiaro, però danno un quadro che non è trasparente. Lei non vuole fare polemica, però c'è un però. Ma no, il però è che se tu hai tutti 7 nei compiti in classe, un paio di 9 nelle interrogazioni e poi ai quadri finale prendi 4, mamma e papà chiedono perché. Non è scontato che non ci sia il finanziamento, è scontato che allo stato attuale siete stati declassati. È un po' un controsenso, è successo già a Genova. Ci sono stati dei precedenti, uno illustra quello del Teatro di Genova, che in questo momento invece, e facciamo molti auguri al Teatro di Genova, è stato nuovamente collocato nella casella dei teatri nazionali. Diciamo che il nostro progetto prescinde un po' dalle collocazioni amministrative, prescinde dalla medaglia che potremmo avere comunque ancora avuto sul petto. Andiamo avanti per la nostra strada, ci teniamo a realizzare le cose che abbiamo deciso di fare, e il nostro impegno può essere solo questo, cercare di portare avanti il nostro progetto. Noi ricorreremo in tutte le sedi con tutti gli interlocutori politici che ci troveremo di fronte. Sicuramente oggi il ministro Franceschini è ancora in carica, io ho già chiesto un incontro, abbiamo già coinvolto tutti i parlamentari del nord-est su questa tematica, stiamo facendo squadra con l'Agis, con gli operatori del settore, con le maestranze, perché siamo fortemente preoccupati anche per le ricadute a livello occupazionale e lavorativo. Oltre al danno d'immagine, se ci fosse una riduzione di risorse sarebbe veramente un effetto a catena negativo. I soci dello Stabile sono Regione Veneto, Comune di Venezia e di Padova, tutti d'accordo nello scrivere una lettera di spiegazioni a Roma.